Ciao a tutti ragazzi, qui è Manny. Oggi siamo qui in questo nuovissimo video di Clash of Clans. Allora, mi scuso perché per 2 giorni non ho postato video e vi volevo dire che potete vedere ho finito le murali 4. Adesso lo faccio vedere meglio. 75 murali 4. Sì, di queste ce le ho maxate. Bye bye. E adesso mi sto portando a Castello del Clan al 2. Ovviamente un po' di truppe, 15 truppe ai miei livelli fanno la differenza. E allora faccio l'attacco con le mongolfiere. In questo clan l'ho cambiato ancora, sì, devo dirlo. E lo sto portando a 2, dopo mi sto ampliando anche questa caserma, dopo quando mi si finisce questo fa 4 ore e 46 minuti, farò anche questa e così dopo le robe cioè la caserma ce l'ho maxate e dopo vado avanti con il mortaio e dopo la difesa aerea, questa difesa aerea e niente. Vi volevo dire questo, sarà un video corto, ma quanti arcieri abbiamo? 12 arcieri. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her. Come ci sono andate arcieri? Capito? Vediamo. 12, ma chi se ne frega, per voi si può sempre fare. No, mi ricordo, no, tipo non era difesaria, difficilmente lo troviamo. Oh, questo qui ragazzi, vada Dio. 2 qua, vediamo se fanno il devasto e 2 qua. No, santo padre, mi ero dimenticato, cioè non è che mi ero dimenticato, non le ho viste. Ok, difesa non dovremmo farlo. 1, 2, 3, 1, 2. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her. It's not fail. Che niente, uccide. Spaccolo. Woman. Mi scuso ancora se sono un video cortissimo. Mi dispiace anche molto perché giorni che non lo portavo, volevo portare assolutamente un video. Mettiamo anche il nuovo qua, dopo velocizziamo un po' le robe, mettiamo tipo wow, ci questo le mongolfiere grandissime, tanto ci prendono le risorse, bravissime. Il mio secondo attacco 90.000. Sì, 100% ce la dovremmo fare. Però non mongolfiere non fanno schifo, devo dire la verità. Cioè io ho sbloccato anche spaccamuro. Cioè sto giocando tipo da 2 ore e in 2 ore ho fatto 2 obiettivi. Cioè non è una roba epica. Posso dire epica, proprio per modo di dire, no? Vediamo. Madonna, che lentucine. Oh, gli arcieri si riuniscono, fanno il devasto. Fra virgolette, voglio sempre dirlo. Vediamo ragazzi, dai. 100% easy peasy lemon squeezy. Si dice così? Spero di sì. E ragazzi, mi è piaciuto tantissimo questo attacco a base d'elisir o elisir come volete. E oh là là, sono di nuovo in questa lega finalmente.
e andiamo a prenderci l'obiettivo 10 gemme, 100 di esperienza con la stazione nuova epica. Aspetta, fermiamo tutto. Così abbiamo 40 abbiamo 40 goblin. Ok ragazzi, solo per voi le gemme. E andiamo a fare un altro attacco, visto che ci siamo. Sì. No. Tipo il villaggio dei sogni con... ecco, tipo questo, ma tutti e due però di euro non c'è niente. Madonna santo padre, perché non è tutto dentro. Wow. E con questo villaggio sto facendo tante risorse, una roba epica. Ok. Vai madonna. Dai che arrivo a 150.000 per farmi le mongolfiere. 2. Ora pensiamo a non fare fail. Vediamo se è attivo qualcosa. No. Sì, ma 29% che c'è un mortaio. Fottiti. Facciamo un po' le robe, così, che non c'ho voglia di sprecare il tempo. Cioè per voi sì, ma che non voglio far fail assolutamente, perché se li faccio veramente mi deludo. Cioè non farei una figuracciona, proprio una figura di M. 47. Ti ho mostrato. Vai, spacca perché poi. Ancora un prego, non ce la faccio più, basta. Sono retrocessa di nuovo. No. Che fortuna ragazzi. Ma stai zitto Andrea, mio fratello. E fatto ciò ragazzi, siamo pieni di risorse e per questo video era tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare un like e un commento, e per questo video era tutto. Bella!